È partito il conto alla rovescia che porterà i cittadini di Enego a scegliere il nuovo sindaco. Marco Frison, candidato della lista civica Progetto Enego e già presidente della Proloco, lancia la sua volata puntando sul dialogo. Il dialogo coi cittadini è il filo che collega tutto il nostro progetto Enego. È proprio questa la parte più importante. Dobbiamo fare in modo che le persone, i ragazzi che si trovano ad Enego non scappino, restino ad Enego. Facendo cosa? Dando dei servizi magari aggiuntivi rispetto ai paesi, alle città della pianura e legandoli al nostro territorio. Le priorità sono chiare e abbracciano mondo del lavoro, sostegno all'istruzione per le famiglie, aiuti concreti per i commercianti e territorialità. Dal giorno dopo le elezioni, ribadisce Frison, Enego deve ripartire. C'è da aprire le porte del nostro comune che troppo spesso sono state chiuse negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Bisogna che le persone non abbiano paura di entrare in un ufficio comunale, bisogna che le persone si sentino a casa. Il comune è la nostra casa. Il sindaco, una volta un amico mi ha detto, e voglio fare mia questa frase, è l'ultimo dei cittadini. Il sindaco è a disposizione dei cittadini e quindi spero che la prima cosa che succeda è che i cittadini eneghesi, i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori salgano in comune e insieme creiamo Progetto Enego.